Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Piccoli prestiti ma interessi record, banda di strozzini sgominata a Catania, applicavano tassi annui del 490%, 9 arresti. Sicurezza in centro storico a Catania, stamattina vertice in prefettura, disposto il potenziamento della videosorveglianza, si stringe il cerchio attorno all'aggressore del turista polacco ricoverato in gravi condizioni. Ultime ore di maltempo in Sicilia, prima di una breve tregua, danni e allagamenti a Palermo, nel fine settimana attese nuove piogge, il climatologo preoccupa la velocità dei cambiamenti climatici. L'Evans dice no al solarium sugli scogli, raccolta di firme online per stoppare l'ecomostro. La Capitaneria di Porto avvia un'indagine e sequestra la struttura. Emergenza a carceri in Sicilia, l'allarme lanciato dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria dopo i recenti casi di violenza e autolesionismo. Chiesti più strumenti e personale. Calcio, domani il Catania torna in campo contro il Brindisi per la seconda giornata della Pool Scudetto di Serie D. Passaggio del turno compromesso, una vittoria potrebbe non bastare. La gara in diretta su Telecolor. Ancora una buona giornata da Sicilia 24, cominciamo il nostro telegiornale con la cronaca. Scoperta dalla polizia una rete di usurai che prestavano denaro con tassi anche del 490% annui. 9 le persone arrestate, tra queste 3 donne. L'inchiesta sotto traccia è nata dalla denuncia di una vittima. Sentiamo il servizio di Natale Bruno. Una cinquantina di vittime delle più disparate estrazioni sociali, dal pensionato col vizietto del gioco all'impiegato alla casalinga al disoccupato ancor più in difficoltà durante il periodo della pandemia. Chiedevano denaro in prestito restituito con tassi di interesse variabile raggiungendo anche il 490% annuo, 1.000-2.000 euro che con il passare del tempo diventavano enormi cifre. A scoperchiare misere storie di usura fatte di soldi prestati e di continue minacce per la restituzione, la polizia che ha trascinato in carcere 8 persone, 8 strozzini tutti di età avanzata. Per uno invece il GIP ha deciso i domiciliari. Tra queste 3 donne sono gli usurai dell'operazione sotto traccia della squadra mobile. Considerate che questa attività investigativa di concerto con la Procura è un'attività svolta nel periodo pandemico e considerate quindi che proprio l'usura è un reato assolutamente subdolo, quindi si approfitta praticamente delle vittime, un numero peraltro non indifferente. L'inchiesta avviata nel mese di luglio del 2020 si è conclusa nel gennaio del 2021. È stata una vittima finita in un bruttissimo vortice usurario a causa del vizio per il gioco a chiedere aiuto al nucleo di polizia giudiziaria presso la Procura di Catania, raccontando di aver avuto in prestito una somma ingente, 140.000 euro, da un'amica che a sua volta aveva ottenuto il denaro da altri usurai. Da qui la polizia, con l'intervento della mobile, ha ricostruito il giro dei 9 indagati, alcuni dei quali non si conoscevano tra loro. Sono state così raccolte le dichiarazioni delle altre vittime, via via identificate, le quali in alcuni casi hanno fornito indicazioni precise riguardo all'ammontare del prestito richiesto e accordato, delle rate settimanalmente e mensilmente versate e del termine entro il quale la restituzione sarebbe dovuta avvenire. Una ventina di persone che hanno deciso di collaborare con gli inquirenti. In altri casi, nonostante l'evidenza della prova, per il timore di possibili ritorsioni o credendo che coloro che avevano erogato il credito fossero benefattori, hanno preferito tacere o dire il falso, limitandosi ad ammettere prestiti di denaro senza la corrispondenza di alcun interesse. Ricostruito un caso di estorsione nato dalla richiesta di restituzione del denaro prestato a usura, eseguite perquisizioni nei confronti di alcuni degli indagati con il sequestro di denaro, libri contabili e vari titoli di credito.
Restiamo a Catania per parlare della sicurezza in centro storico, mentre si stringe il cerchio attorno all'aggressore del turista polacco rapinato e poi ridotto in fin di vita. Questa mattina si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato convocato dal prefetto con un focus proprio, come detto, sul centro storico della città. È stato disposto il potenziamento della videosorveglianza per un maggiore presidio e controllo del territorio. Luca Ciliberti. Dopo la brutale aggressione a un turista polacco avvenuto venerdì notte nel centro storico di Catania, si è riunito oggi il tavolo per la sicurezza presieduto dal prefetto Sua Eccellenza Maria Carmela Librizzi. La notizia dell'aggressione ha travalicato i confini nazionali, costringendo le forze dell'ordine e le istituzioni a dare immediate risposte alla cittadinanza sconfortata dal dilagante senso di insicurezza che ormai da mesi si percepisce in città. Noi oggi valuteremo col commissario, che già mi ha anticipato, questo ripristino di telecamere che erano inattive e l'attivazione del resto delle telecamere, perché una città videosorvegliata non ha un effetto solo deterrente, che può essere significativo, ma lo ha anche sotto un altro punto di vista, che è quello di consentire quell'aggressione che non possiamo sempre evitare, ci consente di trovare i responsabili. Le condizioni del turista polacco restano gravi ma stazionarie. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania. L'ambasciata polacca chiama ogni giorno la direzione sanitaria del nosocomio catanese per avere notizie sul proprio connazionale. L'impegno delle forze dell'ordine è a 360 gradi su questo episodio, perché è un episodio deprecabile, è un episodio che evidentemente aumenta il senso di insicurezza del cittadino, ma soprattutto evidentemente colpisce anche un turista, e questo non può essere assolutamente sottovalutato. Intanto continuano le ricerche e si stringe il cerchio attorno all'aggressore proprio grazie alla videosorveglianza, in questo caso privata. Con molta probabilità potrebbe trattarsi di un cittadino straniero extracomunitario. E siamo adesso al maltempo che continua ad imperversare sulla fascia occidentale della nostra regione. A Palermo nella notte è caduto anche un grosso pino in via Crispi, per fortuna non ci sono stati feriti. Allagamenti si registrano a Mondello, nella zona di Lascari e Cefalù, disagi anche alle isole Eolie. Il punto su quella che è la situazione meteo, intanto in questo servizio di Marco Gullà. Il maltempo continua a imperversare sulla Sicilia, in particolare nella fascia occidentale. Le province più colpite sono sempre quelle di Palermo, Agrigento e Trapani. Per tutta la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione. Vigili del fuoco in azione nella notte in via Crispi a Palermo, dove un grosso albero è crollato finendo sulla carreggiata. Forse a causa dell'ondata di maltempo che ieri ha investito il capoluogo siciliano, l'albero ha ceduto precipitando sulla strada, in quel momento libera da automobilisti. Per fortuna il cedimento non ha causato danni, ma per evitare altri rischi il personale del settore ville e giardini questa mattina è intervenuto in quel tratto di strada. Un'altra ventina di interventi sono stati effettuati per cornicioni pericolanti e infiltrazioni d'acqua in appartamenti. Qui siamo a Mondello, vigili del fuoco in azione per sgomberare dall'acqua un appartamento che si era allagato. Dalle ore 20 di ieri sera a questa mattina sono stati poi effettuati altri 25 interventi. Piogge intense hanno interessato la zona est della provincia. I comuni maggiormente interessati sono Lascari e Cefalù, dove si è intervenuti per allagamenti, alcuni dei quali in prossimità di abitazioni. Disagi anche a Trapani e Agrigento, alcune strade si sono allagate e di conseguenza alcuni automobilisti sono rimasti impantanati. Nelle Eolie anche ieri sera pioggia torrenziale e oltre a Stromboli si sono allagate anche le strade di Lipari, in testa a via Roma, dove è sceso un fiume in piena fino a Marina Corta, e continua l'isolamento per le isole minori. Da Milazzo viaggiano solo le navi, tranne la NGI che alle 6:30 non è partita. Fermi gli aliscafi, secondo le previsioni meteorologiche il tempo migliorerà nelle prossime ore con sole e nuvole che si alterneranno in attesa della nuova perturbazione che porterà pioggia tra sabato e domenica. E in questi giorni stiamo toccando con mano i cambiamenti climatici, una primavera impazzita che tarda ad arrivare. Abbiamo sentito un climatologo, un esperto che ci ha detto che si tratta di fenomeni naturali, ma a preoccupare la velocità con cui stanno avvenendo questi cambiamenti climatici. Lorena Dolci.
I bagni a mare a gennaio, il cappotto a maggio. Le stagioni sembrano impazzite. La Sicilia e il resto d'Italia fanno i conti con un'ondata di maltempo che sta provocando seri danni. È primavera secondo i libri, ma sembra autunno inoltrato e a parte qualche schiarita si andrà avanti così per qualche settimana. Cosa sta succedendo? Ce lo spiega un esperto di cambiamenti climatici. La Sicilia si sta da un punto di vista tropicalizzando e dall'altro continentalizzando. E ci sono proprio due aspetti climatici, quello africano e quello europeo, che si scontrano letteralmente qui in pieno Mediterraneo e lo sperimentiamo quindi in prima persona. Farà regolarmente più caldo, la precipitazione non è che diminuirà più di tanto, ma sarà sempre più imprevedibile, bombe d'acqua saranno più accentuate. A conferma di questa instabilità, questa intervista di pochi minuti che è iniziata con il sole e continua sotto le prime gocce di pioggia. I cambiamenti ci sono sempre stati, spiega l'esperto. La novità preoccupante è un'altra. In milioni di anni ci sono sempre state variazioni climatiche, ma la velocità e l'imprevedibilità con la quale stanno prendendo luogo questi cambiamenti è dovuta allo stile di vita di questi 8 miliardi di abitanti che ha questo pianeta. Tocca a noi dunque fare qualcosa, scegliendo ad esempio uno stile di vita più sostenibile. Ed è la primavera che tarda ad arrivare, anzi è addirittura scomparsa dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze. Parleremo oggi a Sicilia 24 Focus, in onda subito dopo il nostro telegiornale alle 14.30. Dialogheranno con Lorena Dolci, Christian Mulder, ordinario di ecologia all'Università di Catania, e Luigi Passotti, dirigente SIAS di Catania. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potete inviare le vostre domande al numero 342 745 5005. A Levanzo, la più piccola delle Egadi sta facendo discutere la costruzione di un grande solarium sul costone roccioso di pertinenza privata di un hotel. Dopo le denunce degli abitanti dell'isola, la Capitaneria di Porto ha sequestrato la struttura ed ha aperto un'indagine. Eva Spampinato. Levanzo dice no al solarium sulle rocce. La costruzione di un simile ecomostro, dicono gli abitanti della più piccola delle Egadi, offende e deturpa la natura dell'isola. Scattano i sigilli da parte della Capitaneria di Porto e le polemiche non si placano. La passerella, che vedete nelle immagini girate da Mauro Chimieri, giovane skipper e abitante stabile di Levanzo, è una grande struttura in ferro, ancora non completata, di circa 800 metri quadri. Aveva tutte le autorizzazioni necessarie di regione, comune e sovrintendenza, ma la Capitaneria di Porto di Trapani ha riscontrato irregolarità tali da sequestrarla, tra cui l'aver bucato e trapanato le rocce dell'area marina protetta. Nessuno si sarebbe mai aspettato che venisse una struttura del genere. Noi pensavamo che era invece pedane poggiate soltanto sul terreno e che quindi non andavano ad intaccare su tutto il passaggio, su tutto quanto il paese di Levanzo, che è una struttura che è lunga quasi 90 metri, quindi in un paesino così piccolo a livello di impatto visivo, di immagine, è comunque molto destabilizzante. Una situazione che mette a nudo la fragilità della Sicilia di fronte all'assalto delle coste. Gli abitanti dell'isola, gli ambientalisti e gli amanti di Levanzo parlano di scempio ambientale che deturpa un paesaggio incontaminato e lanciano una petizione online, Save Levanzo, che ha già raccolto oltre 21.000 firme. Tanta risonanza, anche l'onorevole Bonelli comunque ha fatto una richiesta tramite anche il Partito Democratico appunto per sollecitare l'amministrazione a verificare che tutto l'iter è stato seguito. E poi anche Legambiente si è esposta facendo la richiesta di accesso agli atti. Il maltempo di questi giorni non ha permesso l'arrivo nell'isola delle persone deputate ai controlli, ma la Capitaneria verificherà con la magistratura tutti i documenti e le autorizzazioni concesse in questi anni per costruire la struttura. E adesso andiamo alle agenzie. La Camera ha approvato la fiducia posta dal Governo al decreto che definisce l'assetto della società Stretto di Messina SpA e che riavvia le attività di programmazione e anche di progettazione. I sì sono stati 206, no 124, 5 gli astenuti. L'Aula di Montecitorio esaminerà quindi i 59 ordini del giorno che sono stati presentati. Il voto finale sul decreto è previsto per domani
domani mattina. Per noi adesso c'è una breve sosta, torniamo fra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme. I carabinieri di Carini, nell'ambito di un'operazione antidroga, hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti di 3 persone, una sottoposta agli arresti domiciliari, 2 all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. I reati ipotizzati sono spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La droga veniva acquistata dai fornitori a Aldo Zen, poi venduta anche su ordinazione a Isola delle Femmine, piccolo centro alle porte di Palermo. E adesso parliamo dell'emergenza carceri, pochi e lasciati soli nella gestione della sicurezza all'interno proprio delle carceri italiane, senza una vera formazione professionale, senza strumenti adatti a sedare le aggressioni. La denuncia arriva dalla Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria dopo i recenti casi che in Sicilia hanno visto degli episodi di violenza e anche di autolesionismo. Roberta Lunghi. Basta aggressioni, basta rivolte, risse, insulti rivolti alla polizia penitenziaria. Gli uomini e le donne di questo corpo di polizia rappresentano lo Stato. Un basta che ritorna ad essere pronunciato dopo gli ultimi eventi accaduti nelle carceri in Sicilia. L'ultimo episodio pochi giorni fa nel penitenziario di Augusta, dove un detenuto che proveniva da quello di Barcellona Pozzo di Gotto, dove aveva aggredito alcuni agenti, ha sferrato calci e pugni contro un sovrintendente di polizia penitenziaria. Ci lamentiamo 4.000 unità in meno di poliziotti penitenziari nelle carceri per garantire la sicurezza. Questo è uno dei fenomeni. Poi chiediamo alla politica, oltre che le risorse umane per gestire, la tecnologia a supporto della sicurezza. La polizia penitenziaria è stata lasciata da sola a cercare di controbattere il crimine in carcere. Bisogna riformare il sistema penitenziario. Il segretario generale del SAP è d'accordo con la riforma Cartabia, meno carcere più territorio, ma che implichi contestualmente un'attenzione alla formazione della polizia penitenziaria come professionista della sicurezza, anche al di fuori delle carceri, nel progetto di guida e controllo di detenuti che prestino attività di recupero all'esterno. Sarebbe un deterrente al superaffollamento. Se il carcere continua a essere un contenitore, sicuramente noi stiamo abdicando a quello che sono i valori dell'articolo 27 della Costituzione, cioè le pene devono tendere anche al recupero e reinserimento sociale di chi è stato condannato. Lo stesso penitenziario di Augusta, noto nei giorni scorsi per le falle che hanno permesso di fare penetrare all'interno droga e cellulari per i detenuti, è stato lo scenario in un mese del decesso di 2 detenuti dopo un prolungato sciopero della fame, mentre un terzo ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. Nel carcere per i minori Malaspina di Palermo, poi 2 giovanissimi detenuti hanno dato vita a una protesta folle e pericolosa, lesionandosi completamente i corpi con le lamette da barba. Stanno pagando il prezzo di chi ha voluto trattenere negli istituti penali per i minorenni gli ultraventunenni maggiorenni. Intanto ieri, come aveva annunciato, il nuovo garante regionale dei diritti dei detenuti Santi Consolo ha effettuato una lunga ispezione all'interno del carcere di Augusta per verificare le condizioni di vita all'interno del penitenziario e le relative criticità. Torniamo alle agenzie. Dal 1 giugno la Croce Rossa Italiana gestirà l'hotspot di Lampedusa. Gli operatori, circa 70, si insedieranno la notte del 31 maggio. L'obiettivo è quello di avere un operatore della Croce Rossa Italiana per ogni 10 migranti. Lo si è appreso durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Croce Rossa Rosario Balastro, il prefetto Valerio Valenti, che è il commissario per l'emergenza migranti, ed il direttore delle operazioni emergenze e soccorsi della Croce Rossa, Ignazio Schintu. Adesso ci fermiamo ancora, altra breve sosta e poi la pagina sportiva.
Siamo adesso alla pagina sportiva. Il Catania domani giocherà a Brindisi per la seconda giornata della Pool Scudetto. Le speranze del passaggio del turno sono ormai ridotte al lumicino, ma i rosso-azzurri vogliono provare a riprendersi dopo 2 sconfitte consecutive. Mancherà Lorenzini, pronto ancora Rizzo per la difesa. Facciamo il punto in questo servizio di Marco Carli. A Brindisi per provare ad onorare una competizione partita come peggio non poteva e il cui prosieguo appare più che mai compromesso. Il Catania, dopo la sconfitta interna con il Sorrento, caratterizzata da orrori arbitrali ma anche da una prestazione assolutamente negativa dei rossazzurri, rende visita all'ultima squadra promossa in Serie C. I pugliesi, infatti, dopo 12 lunghissimi anni di assenza, sono tornati domenica nel calcio professionistico e nel 2011, infatti, quando dopo il fallimento sono scesi dalla seconda divisione di Lega Pro, ancor prima della riunificazione della Serie C. Parlando infatti di terza serie, il Brindisi non vi partecipa dalla stagione 1989-90, 33 anni. La squadra, allenata da Danucci, ha vinto lo spareggio con la Cavese 3-1 il finale con i gol di Danna, Opola, capocannoniere della squadra con 10 gol, e Felleca. In occasione della partita con il Catania, il club sarà anche premiato dalla Lega Dilettanti per la vittoria del campionato. Allo stadio Fanuzzi, i rossazzurri proveranno a dare il massimo perché una stagione d'oro non venga chiusa con l'amaro in bocca. Il passaggio al turno successivo, come detto, è più che compromesso. Nella prima partita dei 3 gironi si sono registrate 2 vittorie in trasferta, del Sestri Levante contro il Lumezzane nel gruppo 1 e del Sorrento contro il Catania, e una interna dell'Arezzo con la Gian Erminio. I rossazzurri per sperare dovrebbero vincere e poi confidare nei risultati che matureranno negli altri gironi per ambire al miglior secondo posto, oppure per un difficilissimo primato dovrebbero vincere al Fanuzzi e sperare in un successo del Brindisi a Sorrento nell'ultimo turno e di conseguenza nella differenza reti. Insomma, le percentuali sono bassissime. Ferraro deve fare i conti con la maxi squalifica di Lorenzini, 4 turni, e dovrebbe in difesa dar spazio fra i centrali ancora a Rizzo, con Palermo a centrocampo. In attacco non c'è Jefferson, possibile ancora il tridente over con Sarao supportato da De Luca e Russotto. Calcio d'inizio alle ore 16, diretta del match su Telecolor e in modalità Pay attraverso i siti lasiciliaweb.it e telecolor.it. È tutto, ci fermiamo qui almeno per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione. Fra poco, come già anticipato, il nostro Focus Sicilia 24 con Lorena Dolci si parlerà proprio di cambiamenti climatici. A tutti buon pomeriggio.